Un progetto strategico, Evergreen, un progetto che vuol valorizzare i centri commerciali urbani di 4 comuni della zona della Bassa Padovana. Parliamo del comune di Solesino, Capofila, Stanghella, Sant'Elena e Granze. È un esempio unico in tutto il Veneto. 4 piccoli comuni si mettono insieme, lanciano una sfida, dicono vogliamo progettare il futuro dei nostri centri urbani insieme, vogliamo progettarlo, vogliamo realizzare iniziative insieme. È una grande sfida che la Regione ha riconosciuto come originale e positiva e che da oggi ci apprestiamo insieme a portare avanti. L'altro elemento è quello di una politica di sviluppi, di interventi basati sulla green economy, basati sulla volontà di sviluppare quella parte, chiamiamola così, di verde, di ambientale, che in questa zona, nella zona della Bassa Padovana, è ancora l'elemento portante e forte della qualità della vita. Noi ci troviamo in modo particolare quest'oggi alla presentazione di questo progetto che vuole puntare l'attenzione sul green, quindi sulla ecosostenibilità, sulla valorizzazione dei centri urbani e soprattutto puntare su eventi, manifestazioni e tanto altro ancora che verrà messo in rete, che verrà comunicato, di cui verrà fatto marketing strategico per cercare di rendere attivi, vivaci, dinamici, produttivi e soprattutto poli immancabili questi centri. Una grossa opportunità per il comune di Solesino. Riteniamo che non soltanto per la profittabilità di ricevere un finanziamento consistente per il progetto che viene messo in atto, ma anche come stimolo per riuscire a fare gruppo fra i vari operatori commerciali del nostro paese. Ricordiamo che Solesino ha un mercato ambulante costituito da un centinaio di operatori, altrettanti attività in sede fissa fra esercizi pubblici e negozi, e speriamo appunto che questa possa essere anche l'occasione per fare un salto di mentalità e permettere a tutti quanti di operare insieme e raggiungere un obiettivo comune. Noi siamo una piccola realtà, non abbiamo grandi esperienze a livello commerciale, però credo che abbiamo delle peculiarità che dobbiamo assolutamente cercare di conservare, quindi noi per quanto ci riguarda dovremo fare di tutto per mantenere il livello attuale che abbiamo, sia di socializzazione, aumentarlo, incrementarlo e soprattutto con molta attenzione al verde, cercare di conservare quello che abbiamo, che è una fortuna per noi. Una serie di iniziative che deve portare un giovamento soprattutto di carattere economico. Con quali tipi di interventi? Stiamo già valorizzando la piazza comunale per il mercato, proprio per metterla a norma e a sicurezza, proprio come deve essere fatta, in modo tale che anche i commercianti e gli ambulanti abbiano questo tipo di possibilità di essere sempre più valorizzati nel territorio. In particolar modo per Stanghella molto importante la nostra piazza, che andremo assolutamente a ristrutturare tutto il polo commerciale con in battuta le piccole attività, il polo istituzionale, quindi da una parte anche il municipio, la chiesa che si affaccia su questa e anche il polo culturale con il nostro museo e la nostra biblioteca. Quindi credo che nell'arco di 15-18 mesi effettivamente il centro di Stanghella subirà una rivisitazione totale. Questo dovrebbe portare un beneficio non solo di carattere economico ma anche dei risvolti di carattere culturale e sociale.